Sandona di Piave è pronta a ospitare la terza edizione di Terre Evolute, il Festival della Bonifica organizzato da Ambi Veneto e dall'Università degli Studi di Padova. La manifestazione, dedicata ai temi dell'ambiente, dell'agricoltura, del paesaggio e più in generale al rapporto tra acqua e territorio, vuole essere un'occasione di incontro e confronto per gli operatori del settore ambientale e dell'agricoltura, ma si rivolge anche a tutti i cittadini del territorio, coinvolgendoli in tanti eventi a loro dedicati. Dall'11 al 13 settembre saremo qui tutti insieme in Piazza Indipendenza e negli altri luoghi dedicati al festival per parlare ancora una volta insieme di bonifica, di sviluppo sostenibile, di una qualità della vita migliore. In particolare questa edizione sarà caratterizzata dall'interesse e dal rapporto tra Terre Evolute, quindi bonifica, mondo della bonifica e Agenda 2030, quindi l'Agenda 2030 che viene dal programma del 2015, dal programma d'azione dell'ONU e che prevede quindi un interesse di tutta la collettività per appunto uno sviluppo sostenibile. La bonifica come si rapporta con questo sviluppo sostenibile? Ecco che i tecnici, gli esperti del mondo della bonifica dialogheranno insieme con l'accademia e questa sarà un'occasione e l'inizio di un lavoro che ci porterà al 2022 per festeggiare assieme il centenario appunto del famoso convegno che nel 1922 ha segnato un momento davvero importante per lo sviluppo della bonifica contemporanea. Ci siamo chiesti di guardare un pochettino al passato, vedere cosa è cambiato e riprogrammare il futuro, e questo lo vogliamo fare con tutte le forze sociali e produttive che hanno qualcosa da dire e da proporre per i prossimi decenni. Tra le tematiche principali del festival, dunque, la sostenibilità ambientale, per tentare di avviare una profonda riflessione sull'opportunità di adottare un'etica ambientale che possa promuovere uno sviluppo sostenibile. Sostenibilità è una parola molto inflazionata di questi tempi, però i consorzi di bonifica la stanno vivendo come una necessità. Stanno toccando con mano cosa vuol dire sfruttare esageratamente il territorio, cementificarlo oltre la misura che può essere appunto sostenibile da un territorio, dalla terra stessa, chi più dei consorzi può toccare con mano questo. Lo vediamo tutti i giorni perché nell'attività ordinaria e anche straordinaria noi dobbiamo fare i conti con le conseguenze di uno sfruttamento esagerato del territorio che ci porta poi a problematiche difficili da risolvere e da contenere. Terre Evolute è un festival che si pone obiettivi di tutto rilievo, ma che cerca di coinvolgere e sensibilizzare su importanti tematiche anche i singoli cittadini, e lo fa attraverso un grande mix di eventi come spettacoli di piazza, presentazioni di libri, visite guidate, mostre artistiche, degustazioni gastronomiche, mercatini dell'ingegno creativo con 100 passioni, ma non mancheranno poi i momenti di confronto tra il mondo scientifico-accademico e gli operatori del settore ambiente e agricoltura. Il primo, Agenda 2030, un'opportunità e una sfida per le terre di bonifica, è in programma per sabato mattina alle 9:30, mentre il secondo, Cacorniani Terre d'Avanguardia, si terrà alle 18:30 di sabato, tutti e due in Piazza Indipendenza a Sandona di Piave.